L'inaugurazione dell'EduGreen, il progetto PON. Con i finanziamenti di questo progetto è stato realizzato un bellissimo orto didattico presso il plesso di Via De Caro dell'Istituto Comprensivo Agatino Malerba. Buongiorno, sono Salvatore Massimino, sono un agronomo, sono il progettista che ha progettato quest'orto didattico. Con questa iniziativa vogliamo favorire la trasmissione ai bambini di alcuni concetti fondamentali, tra cui la stagionalità dei cibi, e quindi insomma favorire l'educazione alimentare. Quindi i bambini si cimenteranno nella coltivazione di questi ortaggi stagionali, partendo da quelli primaverili estivi, ovvero pomodori, melanzane di questa stagione, passando per quelli autunno-vernini, quindi insomma le insalate, i cavoli. Inoltre appunto un altro concetto fondamentale che mi piacerebbe sottolineare è quello di economia circolare, che appunto si è cercato di valorizzare. Infatti sono previste delle installazioni quali ad esempio una compostiera, ma anche una vasca per la raccolta delle acque piovane, che consentirà ai ragazzi di produrre il concime per alimentare questi orti e riutilizzare l'acqua piovana per l'irrigazione. Adesso passo la parola al collaudatore. Buongiorno, sono l'architetto Lucia Colosi, mi sono occupata del collaudo di questo progetto. Vorrei evidenziare un aspetto fondamentale che è stata quella della riqualificazione di un'area molto importante, quella dell'esterno, quindi di un cortile dedicato ai bambini sia dell'infanzia che della primaria. Quindi questo spazio, oltre ad offrire la possibilità di progetti futuri proprio incentrati sull'aspetto della botanica, sull'aspetto del rispetto ambientale, della sostenibilità ambientale con il riciclo di quello che produciamo, potrà essere sfruttato questo spazio anche per altre attività, non solo ludiche, quindi per far divertire i bambini, ma proprio per sperimentare nuove progettazioni. Io sono la professoressa Fiori Michela e il mio ruolo è stato di addestratore. In realtà con l'aiuto delle maestre sia della scuola dell'infanzia che della scuola primaria abbiamo proprio piantato fisicamente le piantine all'interno dei cassoni rialzati, e quindi ogni bambino ha piantato la sua piantina, ha inserito l'acqua, ha utilizzato gli strumenti di giardinaggio, il kit di giardinaggio didattico presente all'interno della scuola, e adesso avranno cura delle loro piantine e vedranno i frutti.